Più di 1.000 euro in contanti, 2 salvadanai con 150 euro, 3 telefoni cellulari, un orologio, 3 confezioni di cuffie, 6 di bilancini di precisione, 2 portadocumenti in pelle, un portachiavi, un beauty case, 2 passaporti e altri piccoli oggetti. È il bottino che è stato trovato addosso ad un 36enne marocchino già pregiudicato, fermato dai carabinieri di Romano Dezzelino nei giorni scorsi dopo un rocambolesco inseguimento. L'uomo aveva forzato intorno alle 7:30 del mattino l'ingresso di un negozio di casalinghe a San Zeno di Cassola, gestito da cittadini di origine cinese. La titolare, avvisata dai sistemi di allarme, è arrivata sul posto trovando l'uomo ancora tra gli scaffali con uno zaino in spalla e una borsa in mano. Il 36enne ha tentato la fuga in bici mentre la donna avvisava il 112 mettendosi al suo inseguimento alla guida della sua vettura. La fuga si è conclusa a circa 1 chilometro di distanza grazie anche all'intervento degli operai di un cantiere che, sollecitati dai richiami della signora, hanno fermato il fuggitivo. Il 36enne è ritenuto responsabile anche di un altro tentato furto avvenuto prima dell'alba in un altro negozio della stessa zona. Dopo l'udienza di convalida, il 36enne è stato portato in carcere a Vicenza.